Yep, yep. Oh, bro. Temevo che il pacco pesi fosse troppo piccolo per lui, infatti mettiamo due bimbi qua sopra. Cazzo. Resta connesso, tieniti forte. Vamos, lo 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 lo. Lollo Mazzini. So we have great time. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio di Spost di Gabon. Primissimo leg day sul canale, mi sono voluto malissimo perché sono qui con un giovanissimo bodybuilder, con Francesco Basile. Ciao a tutti. Ciao Fra. Ciao Lollo. Io ho scelto te per morire oggi. Hai scelto bene. Sei il mio killer. A parte gli scherzi. L'allenamento molto semplice. Però a me piace, insomma, visto che sarai il mio partner d'allenamento, mi piace vedere il mio partner soffrire. Quindi portarlo proprio al limite. Ottimo, tra l'altro ho visto che circa, ovviamente questo leg day studiato sulla tua persona, ma Esatto. è circa simile come volume, come esercizi, non è molto distante da quello che faccio io, ovviamente i carichi saranno paradossalmente enormemente differenti, però io ti seguo, faccio quello che fai tu. A posto. Circa una idea così di massima su come organizzare l'allenamento? Allora, inizieremo da degli adduttori, macchina per gli adduttori, quello lo faccio sempre, non può mai mancare. Ok. Molto molto sottovalutato, ma avere comunque degli adduttori ben sviluppati porta una gran tridimensionalità alla gamba. Concordo. Dopodiché andremo a fare un primo esercizio per i femorali, quindi eventualmente un leg curl da sdraiato, scusate. Poi partiamo con i quad, e hack squat, eventualmente un'altra accosciata, pressa, leg extension, abbastanza comunque classico, niente di strano. E poi torneremo sui femorali per chiudere con un esercizio di polpacci. Tutto qui. Perfetto, ottimo. Nulla di complicato, quello che sicuramente sarà una costante sarà l'intensità. Assolutamente. Vamos. Primissimo esercizio, adductor machine, dicevi, Esatto. al di là che crei, come hai detto, tridimensionalità alla gamba, fondamentale, tu la tieni sempre per una questione di preattivazione proprio della zona. Esattamente, come primo esercizio, sì. Quante serie tieni? Per quante ripetizioni circa? Circa 3 serie. 3 serie. Se facciamo cluster possiamo fare 2 o 3 serie adesso a sentimento, come ci sentiamo, tranquillamente. Cluster magari facciamo 5-6 ripetizioni, poi 10-15 secondi di riposo, 5-6, 10 secondi di riposo, scusa, 10-15 di riposo e di nuovo fino ad arrivare al cedimento. Che come diceva, il pacco pesi, non essendo altissimo, lavora un pochino più sulla contrazione e intensifichiamo con i cluster. Vedete come rallenta qua l'eccentrica? Bella.
6, dai. Pensi che il cluster come tecnica sia efficace? Sì, più che altro questi tipi di cluster qui anche rispetto ad altre tecniche di intensità riescono a farmi stare anche più concentrato. Comunque sono serie da 5-6 ripetizioni effettivamente sommate. Iniziamo ad essere più caldini, eh. Lying leg curl per i nostri femorals. Qua come ci comportiamo a livello di set ripetizioni? Ci teniamo sui 3 set, Ok. e anche qui magari proviamo a fare un set all'inizio un po' più pesante, Ok. poi ce la gestiamo come vogliamo, nel senso possiamo riprovare con lo stesso carico e poi il terzo magari caliamo un po', Ok. oppure possiamo calare e poi calare di nuovo, però insomma è come se fossero top set, back off, Top back off. set, back off, back off. Ok. Comunque 3 serie semplici tra le 6 e le 10 ripetizioni. Vamos. Sento come mi diceva lui, appena la concentrica inizia c'è una minima contrazione di quello che è il gluteo, poi la finisce. Abbastanza esplosiva anche. Qui c'è un accorciamento già del gluteo e poi la fase diventa un pochino più leggera con il carico, con la tensione che diminuisce. Bello. Top. Cerca di stare più giù. Potresti avvertire leggermente più lavoro ai lombari, però prova l'ultima. Qua ho circa 3 serie, però se vedo che veramente riesco a portarmi al limite come si deve, e probabilmente mi fermo a 2. Se non mi soddisfa abbastanza, farò una terza. Fantastico, però questo secondo me è un gran ragionamento, perché al di là di quello che uno si scrive sul log, Esatto. è la sensazione poi che fa la differenza, Certo. no? Che ti fa decidere. No, ma anzi, tu magari infatti fai, che ne so, faccio una serie in più, faccio 3 invece che 2, proprio per essere, magari per aumentare quelle probabilità di portare a termine un lavoro come si deve, però piano piano imparo a conoscermi. Come ti ho detto prima, alle car magari da seduto, capita spesso e volentieri, ormai che dopo il secondo set, proprio a livello fisiologico, mi fermo 5-6 minuti perché ho un dolore allucinante, non mi muovo, eccetera. Cosa vai a fare l'altro set, capito? Chiaro, chiaro. Se sei arrivato. Bella. Yep. Oh, bro. Su. Resta concentrato. Fino alla fine. Ale. Bravo.
Avevi accennato che dovevamo fare l'hack squat. Esatto, è stato Però- un cambio di programma. Bello della diretta, cambio di programma improvviso, questo era già nella scheda, il Sì. belt squat, quindi semplicemente faremo un belt squat allungato a livello di set. Esatto, aumentiamo un set, ci mettiamo una tecnica di intensità alla fine, spoileriamo alla fine. Lo spoileriamo Anche perché ci dopo, dobbiamo sì. pensare in realtà, però. E poi per il resto uguale. Fondamentale scaldarsi qua, Sì. più che in altri esercizi. Qua più che altro molto più per, a differenza di altri esercizi più semplici, proprio per il tipo di movimento che andrai a fare. Perché sennò parti, sbagli tutto e non fai le cose insomma in modo ottimale. Vai, Fra. Bella. Buono. Buono. Bravo. Ti sei corretto da rep di prima. Bravo. Prova a fare un'altra. Non ho fatto niente. Bravo. Questa sicuramente è stata una bella scoperta. Avevo onestamente pensato a un feeling differente durante la cosciata. Quando inizi a caricare, anche solamente quando carichi gli stessi pesi che magari fai su un hack squat, l'impatto è completamente differente. Per quello che chiamiamolo un secondo back off, questo doveva essere solo inizialmente di 2 serie. Faremo una terza serie dove faremo un cluster, ossia faremo 5 ripetizioni, probabilmente un calo peso, 15 secondi di rest, 5 ripetizioni, 15 secondi di rest e le ultime 5 ripetizioni. Vai. Bella. Ok. Resto così. Vai. Sì. Uno. 2. 3. 4. Sei cotto. 5. Ok. Vediamo se riesci a chiudere questi. Se c'è bisogno scaliamo. L'ultimo. 1. 2. 3. Bravo. Prendi fiato. Ok. Caliamo. Controllale, che le hai. Controlla negativa, so che ti fa male. Pazienza, abbi pazienza. Vai. Vai, altre due. Aspetta. Vai.
ultima, fiato. Bravissimo. Lo vedo provato il ragazzo. Mentre io sto cercando di riprendermi dall'ultima serie di belt squat, voi nel frattempo mettere like, iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla, guardate la fatica la sto facendo io, a me fa tanto piacere e mi dà la possibilità di migliorarmi video dopo video, quindi se il video vi sta piacendo ve lo dice anche Fra, Iscrivetevi. lasciate anche un commento ragazzi, buona visione. Temevo che il pacco pesi fosse troppo piccolo per lui, infatti mettiamo due bimbi qua sopra. Top, Fra. Non mi sono piaciuti molto. Cazzo roia. Ce l'hai. Ce l'hai. Cazzo, la cosa che non ti ho chiesto è, tenete del cardio in off season? Io lo sto tenendo, ma molto poco. Cioè, lo faccio di routine. Passi o cardio proprio? Al momento, sono sincero, per comodità, proprio per risparmiare tempo, faccio i passi generalmente. Se no, 20 minuti sul tapirulan, sempre a digiuno, qua in palestra, circa 5-6 km orari e pendenza 6. Anche a livello di appetito, di digestione aiuta molto in off season. A livello cardiovascolare, però magari evito di farne tanto, per una questione per poi quando magari andrò in prep ho più margine a livello metabolico. Alleni comunque un sistema cardiovascolare che con questi carichi e con questo grado di intensità diventa quell'arma in più. No, se io non facessi neanche quello, Non performeresti così. per il peso che ho, ma proprio no, nella vita quotidiana. Dopo una decina di giorni che io non faccio cardio, con questo peso, sarei con la lingua per terra. Per me, chiacchierare un'ora prima di là, capire cosa pensi tu del bodybuilding, entrare nella tua persona e poi vedere come la stessa persona che ho ascoltato per un'ora si butta sotto i pesi ed esprime intensità, anche solo mi propone degli esercizi da fare, mi spiega come farli, per me è veramente un'emozione indescrivibile. Se ti alleni con una persona che ti trasmette un certo tipo di mindset, dopo io posso tornare a casa e riportarlo durante i miei allenamenti anche da solo. Imparare dagli altri, vedere opinioni diverse, cose diverse, eccetera, serve. Qua io farei 8-12 rep e un cluster set come finale.
Vi dirò ragazzi, io sono fisicamente e mentalmente cotto, davvero. Ultimi 3. Esercizi un po' più sbrigativi, sicuramente. Quindi immagino sempre 2 serie. Qua faremo 2 serie, semplice. Leg car seduto. Sì, Riccardo da seduto. Questo in particolare, ci tengo a spendere una parola in più. Questo è letteralmente il mio macchinario preferito. Questo qui della panatta da seduto. Questo Proprio leg car questo seduto qua. della panatta. Spinge davvero. Non fa finta. No, non fa finta assolutamente. Mi ha messo sotto torchio oggi. Poi avete scelto proprio l'allenamento peggiore da poter fare con lui in assoluto. Il primo leg day sul canale e ho detto se lo voglio fare lo faccio con qualcuno veramente che l'allena come si deve. Hai fatto il battesimo del fuoco praticamente, quindi Esatto. oggi. L'anno prossimo lavoreremo in maniera diversa, gliel'ho già detto. Lasceremo perdere molto di più le gambe perché dobbiamo bilanciare l'upper. Le gambe faremo un lavoro più sulla qualità, però non deve più crescere, anche perché tira su dei pesi che ormai i macchinari in palestra non bastano più. Ho visto, deve per forza lavorare sul tempo sotto tensione. Esatto, per- ma più che altro adesso è ancora molto giovane. Però continuare a fare quei carichi lì poi alla lunga sulle articolazioni può portarlo ad avere dei problemi, quindi dobbiamo iniziare a lavorare in maniera completamente diversa perché il ragazzo è forte. Obiettivi futuri da coach, visto che l'ho chiesto anche lui. Ah, allora, io non so che cosa ti ha detto lui, per me il mio sogno nei suoi confronti, penso che Francesco abbia tutte le carte in regola per potersi qualificare un domani al Mister Olimpia. Qualificare. Il mio sogno da coach sarebbe questo. Per me la soddisfazione più grande è aver preso un ragazzo come lui, che io ho preso da zero. Se vedevi come si allenava 3 anni fa, ti Me l'ha raccontato. strappavi i capelli. Infatti li ho persi per questo motivo. Nel suo caso portare uno a qualificarsi per un Olimpia preso da zero penso che sia una soddisfazione, e ti giuro che c'è stato più un lavoro mentale che fisico. Wow. Ok, last game of the day. Ci abbiamo dato abbastanza, direi. Sì. Colpacci. Colpazzi facciamo un esercizio sulle 4 serie. Ok. Generalmente faccio una pressa 45, perché ho visto che è l'esercizio dove riesco a esprimermi meglio, dove riesco ad avere un maggior ROM, eccetera, eccetera. Comunque, il mio migliore esercizio. Siccome adesso sto cercando di far riposare un po' le articolazioni per i carichi, eccetera, magari ci spostiamo su qualcosa di più easy come Più stabile. Sì. per esempio questo calf da seduto. L'umiltà è per i deboli, E abbiamo portato a casa anche la massima. è una oggi. cazzata, però fa ridere. È incinta di 2 bimbi, ma di almeno 20 kg. Lì. Bella.
Adesso ragazzi mi faccio umiliare, già mi ha umiliato durante il leg day, adesso mi faccio umiliare ancora di più. Faccio per voi, Leg day portato al termine, io sono abbastanza cotto. Come avevo già captato da quello che mi aveva introdotto lui, già dalla chiacchierata, il volume e gli esercizi circa sono quelli che faccio io, con una disparità di carico che era ovvia, però ho ammirato davvero il fatto che lui riesca a gestire tali carichi in una maniera veramente impeccabile, ma l'avete anche visto. Io lo chiedo a tutti, lo chiedo anche a te, come mi hai visto e se questo leg day è stato un buon leg day per Francesco. Per me è stato un ottimo leg day, paradossalmente con un volume leggero, come dicevo prima, a Lollo, nonostante un volume appunto un po' più leggero, mi sono allenato ancora meglio dell'ultima volta. Questo perché comunque, differentemente dalla stazza, si poteva dire, Sì, possiamo sottolineare. vabbè, non sottolineiamo, però a prescindere c'ha un mindset giusto, perché comunque che possa aiutare una persona come me. È sempre stato sul pezzo, comunque quando c'era da aiutare mi ha aiutato, mi ha anche spronato. Grazie mille, mi alleno, cerco di allenarmi al meglio ed è proprio collezionare, come ho sempre ripetuto, questo tipo di esperienze che mi fa esprimere sempre un qualcosa di più e collezionarmi nozioni diverse ogni volta, ma di cui faccio tesoro. Fra, ti ringrazio. A te, io mi sono divertito tantissimo comunque. E io anche, sono spazio ragazzi perché leg day 2 ore e mezza abbiamo fatto, 2 ore e 40 circa. Sì. Ragazzi grazie per aver seguito, iscrivetevi al canale, seguite anche Basic con 2C 99 su Instagram, porta contenuti interessanti e ad ogni post, ve lo dico io, è sempre più grosso. No, occupa sempre di più con lo schermo. L'obiettivo è quello. È dai. quello. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video e come dico sempre, alla prossima. Alla prossima, ragazzi. Oh, we have great